questo problema che la ripresa personale accade, succede quando non ce lo aspettiamo. Quindi state freddi, non dovete stare a casa, siete sempre usciti da casa, siamo usciti, stanno un attimo a caffè, avevamo trovato il solito studio. La giornata è cominciata male, non mi sono scaldato, sto freddo, oppure mi dovete alla schiena perché posso lavare e andrò. Il bastone ce l'ho, Ci manca il bastone. Non c'è niente, c'è solo questo qui che ti fa così corretto, quindi adesso, molto semplicemente loro sono tutti nazionisti, quindi si mette in guardia. E mi guardate, come fa? No, sta a fare la gallina, me la toccate. Vedi da qui, tu da qui, perché no, lo fa male. Io sto semplicemente così, non sono caldo, non posso fare niente. Che risoluzione? Semplicemente, che risoluzione? Si stanno così, tu ti muori, vedi, non mi fa la risorsa allora fermo. Quindi quello che adesso semplicemente dovete fare insieme a me è da questa piccola posizione mettete un piede di distanza, questo chiama scizzentare, continuate a chiamarlo così che va benissimo. Questa posizione da qui facciamo una cosa semplicissima, piedino in avanti, andiamo, ci giriamo, alziamo le braccine così. Come dobbiamo mettere queste braccine? Guardate, è una cosa semplicissima. Pregate proprio, col ginocchio con un ditino che c'ha quel famoso pugno di distanza che qualcuno sicuramente si ricorderà come misura. Se mani stanno in avanti, dirette, e questa cosa la punta del naso, tornate giù, poi avanti a voi, piedino destro, andiamo avanti, e dopo controlliamo queste mani, possiamo avanti e li mettiamo qua, e poi ritorno, mentre dietro poi dietro, uno, e poi ritorno, poi vado a 45 gradi, sempre alzando le mani come se fosse una vedere. Lo so che sembrano originali, sono assolutamente decidenti. No, non è così. Abbi pazienza. Tornare qua davanti. 1 e ritorno. 45 da 4 parti. 1. Sul laterale, stessa cosa. E ritorno. Dietro tutto. E dietro tutto. E ritorno. Lo faccio lentamente perché se volete scizzentare lo dovete riportare nelle 8 direzioni.